Una sala gremita di cooperatori provenienti da tutto il Veneto, circa 600 persone, ha fatto da contorno all'Assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà Veneto, a 20 anni dalla legge 381. 20 anni fa, infatti, prendeva il via il fenomeno della cooperazione sociale e durante l'Assemblea ci si è interrogati proprio sul futuro del sistema del welfare veneto. Sì, la legge 381 compie 20 anni ed è una legge che è stata una legge molto importante per il sistema di welfare in Italia. Ha fatto esplodere un fenomeno che è quello della cooperazione sociale, che anche in Veneto ha avuto una grande vitalità. Questa legge è ancora molto vitale, molto attuale, è chiaro che ha bisogno di un piccolo lifting per renderla ancora più efficace, per interpretare ancora meglio la sussidiarietà che ha innescato con questo provvedimento. Noi crediamo e siamo fortemente convinti che quel sistema di affidamenti che ha generato appunto la legge 381 e poi la legge regionale 23 del 2006 vada potenziato, vanno senz'altro isolati quei fenomeni che sono da isolare, quindi di cattiva interpretazione di quello che è disposto normativo, ma al contempo si può valorizzare, si può potenziare questo sistema, soprattutto sulla parte più legata all'autorizzazione e all'accreditamento. Il modello veneto di cooperazione sociale, così come impostato dalla legge regionale 23, non si tocca, ha affermato Remo Sernagiotto, assessore regionale ai servizi sociali. Per quanto riguarda invece la 381, è attuale nei valori, anacronistica forse nell'attuazione. 20 anni mi sembra che sia abbastanza giovane sui valori. È chiaro che invece sulla seconda parte, che è quella della riorganizzazione, c'è bisogno, come tutti dopo 20 anni, c'è un bisogno di rivedere i nuovi bisogni, rivedere tutto questo. Oltretutto cade nel momento che la Regione del Veneto, perché l'Authority nazionale con una lettera indica il modello Veneto, il nostro modello della 23, che noi vogliamo difendere fino in fondo, dice attenzione perché l'Europa ci chiede più concorrenza. Noi rispondiamo che per noi gli affidamenti vanno fatti con un minimo di 60% sulla qualità del servizio. Non dobbiamo dimenticare che questi affidamenti sono sulle persone più fragili, sulle persone che hanno bisogno, ma soprattutto il bisogno viene dalla famiglia. Vede, un stesso distretto industriale è forte se le persone attive hanno coscienza che i propri cari meno attivi per disabilità o per non autosufficienza trovano una risposta. Allora il futuro sviluppo economico è dato dalla capacità di dare queste risposte. Noi stiamo lavorando insieme alle cooperative, insieme ai direttori dei servizi sociali, per produrre un documento che superi quella difficoltà che l'Authority nazionale con quella lettera ci ha posto. Siamo pronti a difendere fino in fondo il nostro modello, non siamo disponibili a mollare su nessun punto, perché vede, se noi mettessimo il prezzo al 60% e la qualità al 40%, avremmo fatto forse una buona cosa per quanto riguarda la questione economica, ma che è marginale rispetto alla questione sociale e economica nel suo insieme. Perciò mai faremo un documento dove sulla qualità del servizio non ci sia un punteggio minimo del 60%. Questa è la sfida del Veneto, siamo pronti a combattere contro quegli avversari che vengono da Roma e che vengono da Bruxelles, ma il modello Veneto non si tocca.